se è un silenzio meditativo, ecco, diciamo che è la cosa migliore piuttosto che il pettegolezzo. Con queste parole, ieri il parroco ci aveva indicato lo spirito con cui andava interpretata la scarsissima volontà dei trissinesi di comunicare pubblicamente le proprie opinioni. Un fatto oggettivo che tutti i media intervenuti hanno registrato. Perché in paese non si vuol parlare? Doveroso il rispetto verso i familiari delle vittime, ma il gravissimo fatto di sangue ha sollevato pesanti interrogativi. Trissino, un tempo produttore capofila del PIL Veneto, è sprofondato in una crisi economica profonda nei settori orafo, conciario, chimico ed edile, un tempo floridi. Il crollo della fiducia nel settore creditizio, emblematico quello della BPV, ha indotto aziende e privati a trovare ovunque dei metodi di finanziamento alternativi. Non c'è stata una forma di sostegno pubblica per reagire alla crisi. I singoli sono stati lasciati soli. Trissino è anche il primo comune vicentino ad aver ricevuto una interdittiva antimafia per il rischio di infiltrazioni mafiose. Ecco perché il dramma avvenuto lo scorso venerdì fa pensare che potrebbe non restare un fatto isolato. Potrebbe essere l'inquietante punta di un iceberg? Si poteva intervenire preventivamente assistendo con più efficacia chi si trova in difficoltà economica e psicologica? E a quest'ultimo riguardo era necessario intervenire preventivamente su chi, sia pur lecitamente, deteneva armi in casa? I trissinesi non rispondono, forse per vergogna, dice qualcuno, o forse per omertà. Abbiamo voluto sentire il sindaco. Ma no, assolutamente paesi trissini è così, i trissinesi io conosco bene, sono trissinese anch'io di nascita. Credo che questo sia un fatto isolato e come tale deve rimanere, altrimenti poi rischiamo veramente di andare fuori del seminato. Chi non lo vede così, per carità è un'opinione, non è sicuramente la mia. Questo non può essere appunto un iceberg, ma credo un caso isolato con determinate condizioni che spero ovviamente non si verificheranno più. Era effettivamente necessario controllare di più? Ma guardi, forse questo dà adito a strumentalizzazioni politiche che non sta a me farla. Gli inquirenti faranno la loro parte, verificheranno se ovviamente ci sono delle responsabilità, però insomma adesso collegarlo a tutta una serie di altri discorsi nazionali questo mi sembra troppo.